Dopo il sequestro di quasi 60 milioni di euro in beni e conti correnti a 5 dirigenti di Veneto Banca e Banca Intermobiliare, la Procura di Roma cerca tracce di operazioni camuffate allo scopo di nascondere il dissesto della banca. Brutale rapina in villa a Trieste, 70enne pestato, a morte dei banditi, la moglie picchiata, si salva solo fingendosi morta, caccia ai responsabili. Era pronto a immolarsi come kamikaze per l'ISIS, pericoloso terrorista bloccato a Genova dalla Digos, era stata segnalata la sua presenza anche a Venezia. Spaccio di droga in carcere a Vicenza, operazione della polizia, 3 arrestati, tra questi anche un agente di polizia penitenziaria che avrebbe favorito il giro. A discutere la decisione del sindaco di Venezia di cedere tutte le sue aziende a un blind trust per evitare accuse di conflitto di interesse. Sono il primo a farlo, dice stasera Luigi Brugnaro a 20:10. Coppia di nomadi nel Padovano agli arresti domiciliari per una lunga serie di reati, non manda il figlio a scuola. Per questo il giudice li ha multati, ma con 20 euro a testa. Vicenza calcio nel caos, stipendi che non arrivano e crisi societarie, giocatori senza certezze pronti a proclamare lo sciopero e a non scendere in campo. Torna su Antena 3 la surreale ironia dei Papu, da oggi una doppia striscia quotidiana con gli sketch di Andrea Appi e Ravilo Besa. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si focalizza in apertura nuovamente sull'inchiesta Veneto Banca. Come sapete, ieri abbiamo raccontato del sequestro di quasi 60 milioni di euro in beni e conti correnti a 5 dirigenti di Veneto Banca e Banca Intermobiliare. Avrebbero, secondo la Procura di Roma, ostacolato l'opera di vigilanza di Banca d'Italia. 2 gli operativi fino all'ultimo in Piazza dell'Armi a Montebelluna, 1 ex direttore commerciale e gli altri 2 rimanenti sono i volti della banca piemontese definita dall'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli un affare. È l'apparato di Veneto Banca ad essere colpito dal provvedimento della Procura di Roma, non i vari consiglieri di amministrazione, più volte sospettati in quanto prima di tutto imprenditori, alcuni dei quali clienti di peso della Banca di Montebelluna. Un segnale forte della magistratura che ha congelato i beni sia dei responsabili della dirigenza di Veneto Banca che di BIM, Banca Intermobiliare, un affare il suo acquisto, definito a suo tempo dall'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Sequestri di case, partecipazioni, negozi, conti correnti, quasi 60 milioni di euro per i quali ora gli indagati dovranno spiegarne la provenienza. Ostacolo alla vigilanza l'ipotesi di reato per la quale tutti i protagonisti si dichiarano innocenti, a partire da Stefano Bertolo, che vive a Montebelluna e che pensava di essere già fuori dal vortice di Piazza dell'Armi. Lui in Veneto Banca ci sta dall'85 e l'ultimo incarico concluso nell'aprile di quest'anno era all'ufficio partecipazioni. Di fatto il contabile della dirigenza bancaria si interessava delle dichiarazioni dei redditi e del recupero delle sofferenze. Degli affari legali si interessava invece Flavio Marcolin, altro nome operativo fino all'ultimo Montebelluna, tra gli indagati della Procura di Roma, convinta che anche l'ex condirettore di Consoli e responsabile commerciale Mosè Faggiani possa raccontare qualcosa di più sull'affare Banca Intermobiliare, per la quale il sequestro beni coinvolge anche 2 volti piemontesi, ovvero l'ex numero 1 Pietro D'Agui e Gian Claudio Giovannone. 5 nomi per 2 operazioni che avrebbero gonfiato valore e bilanci della banca, scoppiata, come ha sottolineato ieri il governatore della Banca d'Italia, dal connubio tra la mala gestio e la crisi economica, anche se più di qualcuno da tempo si chiede: ma i controllori di tutto il sistema bancario dov'erano? E tra gli azionisti di Veneto Banca, dell'ex istituto bancario di Montebelluna, come sappiamo c'è anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite ieri sera di Ferdinando Avarino a 20:10. Allora sentiamo cosa ha detto sul tema della crisi bancaria di Veneto Banca e anche dell'inchiesta. Di certo io da socio non ho venduto le azioni, perché hanno tentato anche di dire che ho venduto, io non ho venduto le azioni. Sì, ci ha perso? Beh, ci ho perso, c'è anche chi ha perso più di me, non ho venduto le azioni. Ha mai dichiarato quanto ha perso, Presidente? Io ricordo Deborah Segretario di 18.000 euro. Una trentina di mila euro. 30.000 euro. Posso dire l'ultima roba sulle banche? Ok, facciamo tutte le verifiche sugli amministratori e penso sia doveroso, ma non vorrei che il riflettore sia acceso solo lì, perché c'è chi doveva controllarle, Banca d'Italia, e un bel riflettore io ce l'accenderei anche su Banca d'Italia, cioè doveva vigilarle, c'è chi ha certificato i bilanci, un bel riflettore lo accenderei anche lì, e poi magari mi porrei anche un'altra questione. Siccome io resto convinto del fatto che queste banche non erano proprio decotte, no? Che forse valeva la pena di fare uno sforzino per salvarle, ricordo solo che il dottor Mion, che non è cioè, della mia parrocchia, cioè, ha fatto l'ultimo presidente delle 2 banche prima dell'arrivo di Banca Intesa, ha dichiarato, quando ha saputo che Banca Intesa se le ha comprate, ha dichiarato che aveva un piano industriale e le avrebbe portate in utile in 3 anni.
Luca Zaia, come avete visto nel sottotitolo della puntata di ieri, impegnato oggi a Roma per il vertice con Gianclaudio Bressa sulla trattativa per l'autonomia, quindi stasera vedremo tutte le novità sulla partita dell'autonomia del Veneto dopo il vertice di oggi. Apriamo adesso la pagina della cronaca e apriamo una finestra su Trieste, perché l'eco di quanto accaduto a Trieste nelle ultime ore arriva anche in un Veneto che di rapine in villa anche brutali sa qualcosa, ne sa qualcosa. È una Trieste sotto shock quella che si è svegliata stamattina per un drammatico insalto in villa questa notte con il padrone di casa che è stato ucciso a Opicina sull'altopiano carsico sopra Trieste. La moglie si è salvata, pensate, fingendosi morta. Vittima della violenta rapina è Aldo Carli, un 70enne trovato riverso nel giardino di casa intorno alle 8 di questa mattina dagli operai di una ditta impegnati per lavori nella zona. Il decesso è avvenuto in seguito a una brutale aggressione a causa dei colpi ricevuti. Sul volto della vittima infatti sarebbero evidenti i segni di violenza, mentre la moglie è stata trasportata all'ospedale di Cattinara sotto shock. La donna presentava ferite al collo dovute a un tentativo di strangolamento da parte dei rapinatori. Avrebbe detto: mi sono salvata fingendomi morta. Immediata è scattata la caccia ai killer. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della squadra mobile e delle volanti, anche il magistrato di turno. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori dunque c'è quella di un tentativo di rapina andato a vuoto, ma appunto c'è il massimo riservo sulle indagini. Sentiamo ovviamente gli sviluppi di quanto accaduto. Un'altra indagine ha portato invece un pericoloso terrorista in carcere ed era pronto a immolarsi, a quanto si è capito, Nabil Benamir, marocchino di 29 anni che vediamo negli immagini, che è stato arrestato ieri dagli agenti della Digos a Genova con l'accusa di appartenere all'organizzazione terroristica dello Stato Islamico e che era stato segnalato pochi mesi fa proprio a Venezia. Benamir istruiva anche gli altri fratelli, a quanto accertato, su come costruire una bomba usando un vecchio telefonino come detonatore. L'uomo era stato segnalato da diverse forze di polizia, l'FBI, l'Europol, lo davano appunto in Italia, a Genova, ma prima anche a Venezia, ed è stato fortunatamente bloccato prima di diventare di fatto un kamikaze. Ancora la cronaca adesso, ma da Vicenza, con un'operazione che ha portato all'arresto di 3 persone. Parliamo di un traffico di droga dentro e fuori dal carcere di Vicenza. C'è anche un agente di polizia penitenziaria coinvolto. Ci dice tutto in diretta telefonica per noi Anna De Roberto. Anna. Un'operazione durata quasi un anno, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha permesso di arrestare 3 persone. Il detenuto Mattia Iovine del carcere di Vicenza, pensate, aveva creato nel pollaio nel quale lavorava per un progetto di recupero un vero e proprio covo di spaccio della droga. Riusciva a sotterrare sottoterra la droga e i cellulari che si faceva portare all'interno del carcere grazie alla compiacenza di una guardia, un ufficiale ovviamente di polizia giudiziaria, che è stato arrestato. Di fatto è stato scoperto, dopo questo anno di indagine, un vero e proprio traffico di droga e di telefoni cellulari, di SIM all'interno del carcere di Vicenza. Ci sono almeno 2 ufficiali di polizia penitenziaria che sono stati indagati, uno è arrestato anche il detenuto. Di fatto per lui è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Mattia Iovine non era nuovo a questo tipo di traffici, pensate che era stato trasferito dal carcere di Padova esattamente per lo stesso motivo, ma in quel caso era stato soltanto indagato. Avevano trovato nelle sue tasche dei telefoni cellulari, ovviamente non è possibile poterli avere all'interno del carcere, gli venivano consegnati proprio dalla compagna. Ma si tratta di una sorta di vaso di Pandora che è stato scoperchiato dagli agenti della mobile insieme appunto alla polizia penitenziaria, che sono riusciti a scovare questo ingente traffico. Le dichiarazioni, le prime, quelle del procuratore di Vicenza questa mattina, sono state quelle della necessità di fare pulizia all'interno di questi ambienti, anche per non infangare il nome di chi lavora con serietà all'interno della struttura carceraria.
Grazie Anna De Roberto da Vicenza. Torniamo a Venezia noi adesso per parlare del sindaco Luigi Brugnaro, che ha annunciato ieri una operazione che per la prima volta viene fatta in Italia coinvolgendo un sindaco, cioè ha ceduto tutte le sue aziende a un blind trust per evitare accuse di conflitti di interesse con la sua posizione di primo cittadino. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato la costituzione del Blind Trust che gestirà le aziende del suo gruppo imprenditoriale. È la prima volta in Italia che si ricorre a questo strumento, diffuso negli Stati Uniti, per risolvere il problema dei potenziali conflitti di interesse degli amministratori pubblici. Tutte le azioni delle oltre 20 società di Brugnaro saranno raccolte in una holding gestita da 3 amministratori di fiducia e affidata all'avvocato newyorkese Ivan Sachs. Il sindaco non conoscerà i bilanci né alcuna decisione aziendale. Rispondo così, spiega, alla richiesta avanzata dai 5 Stelle qualche mese dopo la mia elezione. Devo anche ringraziare il Movimento 5 Stelle in questo caso per la provocazione che appunto per certi versi è sempre rancorosa, però nella realtà diventa un fatto valorizzante quando si guardano le cose poi con una onestà intellettuale di fondo che sinceramente mi sento di avere. Non avevo nessun conflitto di interesse neppure prima, puntualizza comunque Brugnaro, citando l'esempio contestato dai suoi oppositori del nuovo palasport ai Pili. Mentre in altri posti d'Italia i palazzetti e gli stadi li fanno il pubblico, noi che abbiamo trovato invece 800 milioni di euro di debiti ce li devono fare i privati. In quel caso il privato dovevo essere io, spero di essere io, ma purtroppo non saprò più niente perché sarà il brain trust, ma noi il palazzetto lo vogliamo e come, se c'è un privato che lo paga ben venga, se c'è qualcun altro che offre di più, ci vuole venire a fare un palazzetto, ben volentieri, insomma penso che il nostro gruppo sarà contento. Solo quando Brugnaro non sarà più sindaco potrà ritornare in possesso delle sue società. Non sarà più blind, resterà il trust, non sarà più blind e per cui di conseguenza io potrò di nuovo vedere se avrò ancora voglia di comandare, ma può darsi che magari dopo questa esperienza mi avete prosciugato, magari mi metto a riposo. Allora il futuro di Brugnaro, il futuro di Venezia, i problemi, le cose da fare, le cose fatte. Questa sera puntata importante da seguire, da non perdere su 2010 perché sarà proprio Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, ospite negli studi di 2010, ospite del direttore Luigi Baccialli, appunto dopo il telegiornale di Treviso. Quindi puntata da non perdere con 2010 con ospite il sindaco Brugnaro. Restiamo a Venezia, però restiamo a Venezia, un tema sempre caldo, quello delle grandi navi, che vede coinvolto un dibattito anche forte tra l'autorità portuale di Venezia e l'aeroporto di Venezia. Marchi contro Musolino, aeroporto contro porto e viceversa. Lo scontro è servito e sul piatto ci sono loro, le grandi navi. Ad aprire il fuoco il presidente di Save, Enrico Marchi, che vede la sinergia fra le infrastrutture fondamentale e al quale non va decisamente giù la soluzione del terminal alla Marghera. Non ho visto dei numeri tali che giustifichino la scelta di un terminal specifico oggi su Marghera. Non ci sono i numeri che lasciano presagire un ritorno positivo per gli investitori e credo che aver già scelto un terminal specifico senza averne diciamo prima esaminato con attenzione i numeri sia come un po' mettere il carro davanti ai buoi. L'obiettivo è chiaro e Marchi non lo nasconde. A me dispiace molto vedere che Venezia non sia in grado di seguire, di cogliere le opportunità di un settore in crescita come quello delle navi da crociera. Sicuramente il tema ambientale va affrontato al di là dell'emotività con un lavoro serio, professionale. Perché, continua, Venezia si è sviluppata proprio grazie all'intervento dell'uomo sulla natura, non restando passivi ad essa. Se avessero ragionato con lo stesso metodo i veneziani e la Repubblica Serenissima, oggi avremmo Venezia, che è un patrimonio dell'umanità, o non avremo solo una miriade di isolette della laguna infestate di zanzare. La risposta arriva a stretto giro di posta dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. L'opinione di Marchi si basa sulla intenzione, apparentemente con obiettivi poco chiari, di gettare benzina sul fuoco circa una situazione dibattuta da troppo tempo e che finalmente sta trovando una soluzione. E continua: non è accettabile che dopo oltre 5 anni di attesa del decreto Clini-Passera, di dibattiti e mancate decisioni, si punti il dito verso chi in pochi mesi è riuscito a far riunire il comitatone perché si indicasse un percorso chiaro e condiviso. L'autorità, conclude, sta predisponendo i progetti sia per la manutenzione del canale Vittorio Emanuele, sia per il nuovo terminal alla Marghera, sul quale, è bene chiarirlo, si terrà conto di tutti i contributi progettuali, di ogni aspetto ambientale, sociale e non ultimo economico, ne sia pur certo Marchi. Spero che queste rassicurazioni possano essere utili per non dare adito a ulteriori e inutili accuse strumentali.
Restiamo a Venezia, torniamo alla cronaca, sono previsti per domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giovanni i funerali di Chiara Pavanello, la 14enne di Chioggia, morta dopo un terribile incidente stradale avvenuto sabato scorso lungo la strada Romea. Sappiamo è stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta. La città si stringe commossa attorno alla famiglia. Al momento dello schianto, come dicevamo, si trovava in compagnia di un'amica a bordo di una bicicletta elettrica. Insieme intendevano raggiungere il vicino McDonald's, ma a un certo punto su di loro è piombata un'auto facendole rovinare a terra, e per Chiara purtroppo i soccorsi sono stati vani. Adesso a Padova con la multa comminata a una famiglia di nomadi perché coppia di madre e padre che sono agli arresti domiciliari per una serie di reati e quindi sono in casa e non mandano il figlio a scuola. Non mandare i figli a scuola è un reato e lo ha ribadito una famiglia di origine nomade del Tribunale di Padova, una vicenda che risale al 2014. Il ragazzo, allora tredicenne, aveva smesso di frequentare le medie di un istituto comprensivo del Piovese. La dirigente scolastica aveva avviato il procedimento. Nei 3 anni passati il ragazzo nel frattempo ha collezionato una serie di problemi con la giustizia e adesso si trova ai domiciliari a far compagnia a mamma e papà sempre nel Piovese. La scuola non è certo la prima preoccupazione per questi genitori, che adesso però dovranno risponderne. Per loro infatti è arrivata una denuncia a piede libero e un'ammenda di 20 euro a testa da pagare. Ancora un treno, un vagone ferroviario in ostaggio di giovanissimi di una baby gang, accaduto nel Padovano, nel mirino dei giovani, una ragazza che lavora a Treviso e che stava rientrando a casa. Tornano in azione le baby gang dei treni che ancora una volta hanno tenuto in ostaggio un intero convoglio. I ragazzi saliti nel Padovano a San Martino di Lupari, dopo aver insultato il capotreno, hanno sfogato la loro rabbia contro una passeggera di Galliera che lavora a Treviso e che stava rientrando a casa. Come sempre la 23enne è scesa alla stazione di Tombolo, ma è stata seguita dai componenti della banda, 4 persone tra cui una ragazza. L'hanno circondata, le hanno strappato il cappello. A quel punto la giovane ha chiesto aiuto al capotreno che l'ha fatta risalire nel convoglio e ha chiuso le porte. A quel punto i 4 non soddisfatti hanno iniziato a prendere a pugni il vagone, con il treno fermo in attesa che la gang finisse la sua azione. Poi il mezzo è ripartito e la 23enne è scesa a Cittadella. Un episodio sul quale indagano i carabinieri avvertiti di quanto accaduto. Si tratterebbe di giovani già conosciuti alle forze dell'ordine. Ha scippato 5 donne nel Padovano, 4 delle quali anziane. La polizia ha arrestato il responsabile, è un insospettabile agricoltore. Avvicinava le vittime a bordo della sua auto, una Fiat Punto Nera con la targa coperta da un lenzuolo, a volte con a bordo una complice, poi le strattonava arraffando la borsetta. Arrestato all'alba dagli agenti della squadra mobile della polizia Fabio Zagolin, 36 anni, agricoltore residente ad Arzegrande, ritenuto l'autore di 5 tra scippi e tentati scippi. A mettere gli investigatori sulle sue tracce un passo falso commesso a inizio novembre, quando era fallito il tentativo di scippo condotto dall'agricoltore ai danni di una giovane donna a Padova. Era stata la vittima a fornire un'accurata descrizione, tanto da permettere agli agenti di rintracciare poco dopo l'auto. Nel bagagliaio erano state trovate 2 borse da donna con dentro denaro, chiavi, cellulari e medicinali. All'agricoltore la polizia ha attribuito 4 colpi tra scippi e tentati scippi, tutti commessi ai danni di donne anziane tra Padova e Sant'Angelo di Piave di Sacco. Ed allora Vicenza per il Vicenza Calcio, ma non per parlare di calcio giocato purtroppo, ma la bufera che sta investendo la società, perché l'associazione calciatori e i calciatori professionisti tesserati per la società Vicenza Calcio, in una nota della stessa associazione, vogliono porre in evidenza l'anomala situazione del club e formalmente comunicare lo stato di agitazione e il preavviso di sciopero. Secondo la nota dell'Associazione Italiana Calciatori, come noto vi è stato un lungo periodo di incertezza e promesse mancate, situazione conclamata con il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di settembre-ottobre 2017 nel termine ultimo previsto per i controlli Covisoc. Siamo alle porte delle festività natalizie, afferma l'associazione calciatori, senza che i calciatori ed alcuni dipendenti abbiano percepito le mensilità dovute. Non si conoscono l'entità, continua il comunicato del dissesto, e i termini di un eventuale piano di salvataggio. Per tali motivi i calciatori professionisti tesserati con la società Vicenza Calcio SpA potrebbero non scendere in campo già venerdì prossimo a Gubbio, sostenuti dall'associazione in questa protesta. Quindi vedremo come si risolverà questa ennesima bufera sui biancorossi, sulla società dei biancorossi. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Ripartiamo dall'economia, in particolare dall'economia di Marca, la presentazione dei dati del territorio in Camera di Commercio, un ente che dopo la riforma ha acquisito maggiore autonomia di competenze da Roma e che dal prossimo anno potrà intervenire per salvare le aziende in difficoltà. Dal prossimo anno, quindi dal 2018, le Camere di Commercio seguiranno quelle imprese che hanno difficoltà di bilancio, che hanno difficoltà a rimanere ancora aperte prima del fallimento. La Camera di Commercio, assieme al Tribunale e assieme alle associazioni di categoria, dovranno guidare questa impresa. Salvare a tutti i costi il salvabile. E questa è la missione dal prossimo anno della Camera di Commercio per le imprese trevigiane. Ed è una delle nuove competenze che Roma ha ceduto ai territori in una sorta di autonomia economica arrivata in Veneto prima della politica. Abbiamo competenze nuove che sono l'alternanza scuola-lavoro, il turismo, la promozione dei territori, la digitalizzazione delle imprese 4.0. Interventi che punteranno per il prossimo anno a rinforzare il sistema produttivo trevigiano, che segnala chiaramente un'inversione di tendenza rispetto alla crisi. I consumi interni stanno riprendendo, vuol dire che c'è fiducia, ci vorrebbe uno sforzo in più per alleggerire le buste paga, nel senso che c'è troppa imposizione fiscale. Certo, la strada è ancora in salita, sottolinea il Presidente Pozza, ma soprattutto verso l'export. La Marca e il Veneto sono ai vertici nazionali. La Marca esporta quasi il 50% della produzione, conta il 20% dell'export veneto. L'export veneto poi, tra l'altro, i dati Unioncamere dei giorni scorsi, ha superato i 61 miliardi, siamo la prima regione in Italia. Adesso parliamo di un ritorno, di un graditissimo ritorno, è quello di, ad Antena 3, quello di Andrea Appi e Ramiro Bese, li conoscete tutti come i Papu. Allora sentiamo cosa hanno da dirci. Allora, fermila, sei carta e penna, due orari. O memoria. Due orari. Due orari. Mezzogiorno e 10. 12 e 10 traduco. 18 e 10. 6 e 10 della sera. PM, insomma, ecco, per dire proprio, ecco. Prima del Notes e il Notes è prima del TG. In questi due momenti, 12 e 10, 18 e 10, voi troverete Miss Mas. Sì, cioè, non accendete la TV. No, accendete magari la televisione. Dice, non è passato il tempo. È passato il tempo, ma si vede. Vabbè, era per dire che Miss Mas con due insomma, la solita striscia, ecco, l'abbiamo ripescata, non si sa mai, per rinfrescarvi la memoria. È emersa, da sola, come le ferite. Insomma, vabbè. Vi aspettiamo, si può dire buon Natale? Si può dire. Buon Natale. Allora, se siete riusciti a seguire bene il discorso dei Papu, da questa sera 18 e 10, primo appuntamento con la striscia quotidiana di Miss Mas, da domani doppio appuntamento 12 e 10 e 18 e 10 con i nostri Papu. Vi ricordo, continuate a segnalare il vostro presepe a redazione@antena3.it per scrivere una mail, oppure segreteria telefonica 0422 023 08 98, oppure se volete mandare voi un video 351 175 5340 è il numero di WhatsApp. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antena 3. Si mantiene buono il tempo sulle nostre regioni. La giornata di mercoledì 20 dicembre sarà caratterizzata dal sole. Nel dettaglio, sul Veneto prosegue il bel tempo, sulla nostra regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche foschia mattutina tra Veronese, Padovano e Rodigino. Diamo anche uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno attese tra 3 e 6 gradi, minime sotto zero ovunque. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? L'atmosfera risulterà essere stabile anche sulla nostra regione, sarà ampiamente soleggiato e cielo completamente sereno con la quasi totale assenza di nuvolosità. Vediamo anche in questo caso le temperature, il clima risulterà essere ancora piuttosto freddo con massime non più alte di 6 gradi, valori notturni attesi tra 3 e 4 gradi sotto lo zero in pianura. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Continua il bel tempo anche sulla nostra regione, con cielo sereno su gran parte del territorio. Soltanto sui confini esteri si potranno verificare deboli precipitazioni, anche nevose, fino a valle. Vediamo le temperature. Le massime saranno attese sui 7 gradi, valori notturni tra -9 e -4 gradi circa. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo. I venti moderati nord-orientali, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.